ogni ufele fa il suo mestiere, oppure ufele fa il tuo mestiere. È il proverbio che avevamo citato la volta scorsa, lasciandoci, dopo aver parlato dell'altro proverbio, fai del sale tutto un lavorà, e parlando di ufele dobbiamo capire da dove viene. Letteralmente vuol dire pasticcere l'ufele. Perché? Perché l'offella è un dolce. Io ho qua un dolcetto, una ciambellina, potrebbe essere anche un'ufela. Perché? Perché l'offella in realtà è un dolce che ha una certa forma. Se guardiamo sui vocabolari, anche su internet, ci parla di un dolce di pasta frolla di dimensioni abbastanza piccole e di uno spessore abbastanza sottile. Però in realtà ci sono anche altre forme. Questo perché? Perché questa offella, diffusa sicuramente nel nord Italia, infatti il vocabolario della Treccani dà voce offella come voce settentrionale di pasta dolce o pasticcino. Da dove deriva? Sicuramente la derivazione è latina, perché il latino offa, che prevede anche appunto il diminutivo offella oppure offella, certificato già in epoca classica, abbiamo Virgilio e Marziale che lo citano, oppure anche offula, diminutivo, non significa per forza dolce, ma un boccone, un pasticcio, un impasto di cibi a forma tondeggiante, possibilmente. C'era per esempio anche, poteva essere una bracciola, oppure la offa porcina poteva essere una bracciola di maiale. Per cui sicuramente l'offella, che poi diventa soltanto un dolce, deriva dal latino. Però come dicevamo non è semplicemente o soltanto un dolce di spessore ridotto, ma può essere anche un po' rigonfio, e non solo di pasta frolla, ma bensì di pasta sfoglia. È quella per esempio che trovate nell'Odigiano. La mia che è di Melegnano, la ma sempre dico, le offelle a Melegnano. Però in realtà si tratta di una ricetta, di un prodotto che ha origine a Sant'Angelo Lodigiano, così mi hanno spiegato i pasticceri. Io mi fido di quello che mi hanno detto, sono andato alla fonte e quindi penso che mi abbiano detto la cosa esatta, e quindi sarebbe Sant'Angiolina della Bassa Lodigiana, perché in realtà sarebbe la barba di San Bias. Questi uffelchi fanno i pastissieri, cioè gli uffelè, fanno quando è San Bias, al 3 di febbraio. Quindi vedete che i dolci, come spesso accade, come le chiacchiere, come il panettone, come qualsiasi dolce, molto spesso sono legati anche a un periodo, a una festività. Queste offelle datano da parecchio tempo. Noi abbiamo la testimonianza di Benedetto Dei, che era un diplomatico della signoria di Firenze presso il Ducato di Milano alla fine del 400, quando c'era Ludovico il Moro a Milano, e quindi gli Sforza, e quando avevamo qua anche Leonardo da Vinci. Questo Benedetto Dei toscano, incuriosito dalla parlata del milanese, è uno dei primi che ci testimonia l'esistenza del dialetto, o meglio della lingua milanese, e in un suo sonetto che manda al governo di Firenze cita appunto l'ofelle e le lacciughe lor diletta, che le lacciughe sarebbe la lattuga, le lattughe, cioè sta parlando dei milanesi, dice che si dilettano di offelle e lacciughe. E poi lui dà anche la spiegazione di questi termini che utilizza. Infatti per offelle dice potrebbero essere delle cialde gialle, quindi vedete che in realtà l'offella poteva essere preferibilmente il dolce più schiacciato di pasta frolla, ma come dicevamo prima abbiamo anche altre varianti. Da cosa potrebbe derivare a sua volta offa? Non lo so, non sono riuscito a fare studi così approfonditi, e qui mi affido magari se fra i miei o le mie followers, cioè quei che mi vengono da dre, detto in milanese, i seguaci, cioè andare nel senso simpatico del termine. Se qualcuno, io so che ci sono persone molto esperte nella letteratura, nella linguistica, potrebbero darmi qualche consiglio, e le ringrazio.
io ipotizzo, siccome il verbo offero, offerre, cioè in latino, che vuol dire, poi è diventato offrire in italiano, vuol dire portare, offrire, presentare qualcosa, potrebbe essere collegato, non lo so, questo sinceramente non mi azzardo. Sicuramente l'ofella viene dal latino, da questo offa che abbiamo detto, e con questo credo di avere, penso, esaurito tutto quello che si poteva dire sull'Ufelè. Anzi no, mi viene in mente una specie di una barzellettina che diceva il mio Regiù, il Regiù per dire il papà, il capo di casa. Un mio Regiù diceva che la battutina, cioè una barzellettina, un uomo e una donna si incontrano, se non si presenta, come si chiama lui, come si chiama? E siccome lui attaccava un po' dentro la parlare, cioè balbettava un pochino, lei gli disse: "Cosa fate me ste? Mi foluf felè, mi fo la sarta", dice lei, ma lui se fa, mi foluf, e lei, e mi fo la sarta, dice la signora. Vabbè, era una battuta così proprio che giocava appunto sul termine ufelè, battutina che possiamo, diciamo così, raccontarci se vogliamo per ridere un pochettino, ma l'importante è aver, appunto, secondo me, chiarito, se è possibile, perché diciamo ufelè fa il tuo mestiere. E adesso, se l'ufelè la fa bene il suo mestiere, mi vo a sganiam a mangiare che la bella rotundina che l'ufela chi